La Banca Popolare di Vicenza è un socio fondatore originario che dal 2018, quindi come dire, dal prossimo anno solare, non ci sarà più. Dopo gli industriali e Sisal, ora anche BPV lascia la Fondazione Teatro Comunale, socio importante in grado di sostenere i costi di una struttura imponente. 940 posti in platea più ridotto, 220 giorni di apertura. Chiamato a prendere una decisione, o meglio trovare 200.000 euro, tanto ammonta l'uscita di BPV dal Teatro Comunale, è Palazzo Trissino, socio fondatore. A rischio è la prossima stagione che dovrà essere decisa a breve. È chiaro che la stagione dal 1° di gennaio al 31 di maggio non può che essere, non dico dimezzata, ma ridotta al 20%, il che vuol dire non fare nulla. Un gruppo di consiglieri di minoranza porteranno la questione all'attenzione del Consiglio Comunale chiedendo al Comune di rispondere. Non è possibile, dicono, che vadano persi 10 anni di attività, 10 anni dove il Teatro Comunale è diventato punto di riferimento veneto per il balletto, ma anche offrendo prosa, musical, concerti, aprendosi alla comunità, inventandosi sempre nuove iniziative. Ora chiede di non essere lasciato solo, l'appello è rivolto a tutti, compresi quegli industriali che contribuirono a dargli la vita. Dal territorio loro prendono, evidentemente, giustamente lavorando e producendo, e al territorio sarebbe giusto che restituissero attraverso diciamo, un bene culturale comune.